essere. Dramma della solitudine a Verona, il corpo senza vita di una donna di 60 anni è stato trovato mummificato in casa, era morta da 1 anno e mezzo e nessuno se n'era accorto. Tragico incidente nella notte nel Padovano, un 27enne di Arzergrande è morto dopo essere finito con l'auto contro un camion che trasportava medicinali. E in un altro grave incidente in Friuli Venezia Giulia ha perso la vita un 64enne di Concordia Sagittaria. Il violentissimo impatto con un'altra vettura non gli ha lasciato scampo. Bravata con gli amici, spara pallini di plastica dalla finestra con un fucile ad aria compressa e colpisce un vicino di casa, 19enne di Belluno, denunciato dalla polizia. Aggredita con lo spray da falsi vigili, è stata derubata in casa davanti al marito disabile, accaduto a Scaltenigo di Milano nel Veneziano ed è paura in tutto il milanese. È morto a 92 anni il conte Lodovico Valmarana, l'ultimo erede della storica famiglia per la quale Andrea Palladio realizzò la rotonda Cordoglio a Vicenza. In corso nelle piazze dei capoluoghi veneti la manifestazione di Forza Italia contro il decreto Dignità Gazebo per dire no al provvedimento del governo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Orrore a Verona, in Borgo Roma, dove è stato scoperto il corpo senza vita di una donna morta da almeno 1 anno e mezzo. La macabra scoperta in un appartamento popolare in via Tunisi. Il corpo della signora, 60 anni, divorziata e senza figli, era mummificato. Da oltre 18 mesi nessuno l'aveva più vista. I vicini pensavano si fosse trasferita o fosse ricoverata in una clinica. Fatto sta che nessuno per così tanto tempo si è chiesto a che fine avesse fatto la donna, fino a ieri, quando i vigili del fuoco e poi i carabinieri sono entrati nell'appartamento scoprendo il cadavere. Nulla lascia pensare ad una morte violenta, non ci sono segni sul corpo né effrazioni e disordine in casa. Tutto porta a presumere che si tratti proprio di un dramma della solitudine. La magistratura ha disposto l'autopsia sul corpo della povera donna. Ed ancora la cronaca, tragico incidente nella notte, un giovane ha perso la vita a Pontelongo, nel Padovano. Sentiamo. Un tragico schianto alle 4 di notte lungo la regionale 516 a Pontelongo. Ha perso la vita così un 27enne di Arzergrande. L'auto sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente contro un camion all'altezza dell'angolo con vicolo Monteberico. Per Enrico Zinato, di professione operaio, calciatore del Candiana, non c'è stato nulla da fare. Estratto dall'auto dai vigili del fuoco, è stato soccorso dal personale medico del 118 che ha dovuto dichiararne il decesso. La sua auto è rimasta sulla strada mentre il camion che trasportava medicinali è stato sbalzato in un fossato. Ferito il conducente, un autotrasportatore trevigiano di 26 anni. Trasportato all'ospedale di Piove di Sacco, le sue condizioni non destano preoccupazione. Illesa una coppia che viaggiava in un'altra automobile, sopraggiunta pochi istanti dopo, che ha investito i detriti rimasti sull'asfalto, sfiorando l'automobile del giovane di Arzergrande. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Piove di Sacco che hanno eseguito i rilievi che serviranno per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 6. Ed un altro incidente mortale si è verificato sempre nella notte in Friuli Venezia Giulia, a perdere la vita un 65enne di Caorle. Terza vittima veneziana in meno di 24 ore sulle strade. Ieri sera, lungo la provinciale 7, all'altezza di Ronchi, su un violento scontro frontale è stato fatale per Sergio Cecotto, 65enne originario di Caorle ma residente a Concordia Sagittaria. La sua auto è andata completamente distrutta, finendo nel fosso a bordo strada, nello scontro con il mezzo guidato da una 28enne. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi insieme ai vigili del fuoco che si sono occupati della bonifica della sede stradale.
Solo poche ore prima, sulla Triestina a Ceggia, Matteo Gugliotto, sandonatese di 36 anni, aveva perso la vita scontrandosi con l'auto a bordo della quale si trovavano 2 donne, rimaste gravemente ferite. E ancora, un 60enne di Meolo, Tiziano Cattai, ha perso la vita in un tamponamento lungo l'autostrada A27, all'altezza del territorio di Casale sul Sile. La sua auto è andata completamente a fuoco e per lui non c'è stato scampo. Nel Vicentino la maxi operazione della squadra mobile di Venezia, in un mese sono stati catturati 5 latitanti condotti in carcere. Uno di loro si era reso responsabile di una rapina particolarmente violenta nei confronti di un'anziana. Sentiamo. Aveva bloccato e picchiato un'anziana schiacciandole il volto contro l'inferriata del cancello del suo cortile, tutto per rubarle la collana. Sono 2 anni che la polizia cerca quest'uomo, Riccardo Lazic. I suoi complici, che avevano fatto da palo in auto, sono stati presi, il primo a Legnaro e il secondo a Roma. Mancava solo lui, l'autore materiale del fatto. Finalmente è stato trovato. E con un'attività di intelligence in collaborazione con il nostro organo collaterale a Roma è stato rintracciato all'interno di un campo nomadi e quindi finalmente arrestato l'altro ieri. Abbiamo chiuso il cerchio su questo episodio grave. Intercettazioni e appostamenti, un maxi lavoro di intelligence che ha visto impegnata la squadra mobile guidata dal dottor Corazzini, che in un mese ha consegnato alla giustizia 5 ricercati, tra di loro anche Stefano Cremonese, vicentino, bloccato nella sua azienda agricola Campiglia dei Berici. Lo hanno trovato nascosto sotto alla scrivania, nascondeva armi da guerra e droga nel granaio ed è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Un giovane di 19 anni è stato denunciato dalle volanti della questura di Belluno perché assieme ad altri 3 amici con un fucile ad aria compressa ha preso a bersaglio un uomo che era nel giardino della sua casa vicino al condominio. L'uomo ha chiamato il 113 e gli agenti hanno individuato la finestra dalla quale era presumibile che fossero partiti i colpi. Nell'appartamento la polizia ha trovato 4 ragazzi che dapprima hanno cercato di negare ogni responsabilità, poi hanno confessato, confermando che poco prima, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, avevano iniziato ad intrattenersi con alcune armi soft air, armi che sono state trovate dagli agenti: 3 fucili ad aria compressa ed una pistola, più una confezione di pallini di plastica. Il fucile usato per colpire il malcapitato è stato sequestrato. Uno dei 4 ragazzi, un 19enne di Ponte nelle Alpi, si è assunto la responsabilità del gesto, è stato accompagnato in questura e denunciato. Ancora un'anziana truffata da falsi uomini in divisa, è successo a Scaltenigo di Mirano. Sentiamo. Ennesima aggressione a danno di una coppia di anziani 75enni. 2 uomini si sono presentati in divisa e davanti al marito disabile hanno aggredito e narcotizzato la donna per poi fare razzia. Il tutto in pieno giorno all'ora di pranzo. I 2 hanno bussato alla porta di casa a Scaltenigo di Mirano ed erano in uniforme. Il primo sembrava un agente della polizia locale, il secondo aveva invece una divisa della forestale. La donna, vedendo i gradi sulle spalline, ha aperto e subito le è stata spruzzata una bomboletta spray sul viso che le ha fatto perdere i sensi, mentre il marito inerme assisteva e loro rubavano. Poi sono fuggiti a tutta velocità in auto e solo a quel punto la 75enne, con le poche forze rimaste, è riuscita a chiamare i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini mentre lei veniva portata al pronto soccorso per le cure del caso. Quello dei ladri che si presentano alla porta con finte uniformi e truffano gli anziani è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio. Ed ancora cronaca dal Trevigiano, colpo grosso messo a segno dai ladri la scorsa notte a Casier nel Mirino, una ditta che produce macchine per la ristorazione. Davvero ingente il bottino, sentiamo. Sono entrati da questo portone sul retro e una volta dentro il capannone hanno agito indisturbati, mettendo a segno un furto pesantissimo ai danni della GGF, azienda di Casier leader nella produzione di macchinari per la ristorazione. Per la precisione sono sparite ben 227 macchine, tra forni elettrici e impastatrici per pizzerie, per un valore totale di 150.000 euro. Bottino ingente e voluminoso, tanto che i ladri devono aver utilizzato addirittura un camion rimorchio per caricare tutta la refurtiva. Il maxi furto nella scorsa notte in questo capannone di via Tarantelli a Casier,
che l'azienda sta finendo di ultimare per ampliare la propria attività e dove è in programma di trasferire la produzione entro fine anno. Nel frattempo, in una parte dello stabile adibita provvisoriamente a magazzino, erano stati depositati macchinari finiti, molti dei quali già venduti e pronti per la consegna. E forse proprio i lavori in corso all'interno dell'edificio sono stati fatali. I ladri, infatti, probabilmente grazie ad un complice, sono potuti entrare senza dover scassinare cancello e portone, ma semplicemente usando le chiavi, lasciate poi a terra al termine del colpo. Circostanze che dovranno essere chiarite dall'indagine in corso in capo ai carabinieri. Non ho parole per descrivere quanto è accaduto, ha detto uno di 4 soci proprietari della GGF, anche perché ci è capitato tra capo e collo in questa fase per noi delicata, con i lavori per il nuovo capannone ed il trasferimento della produzione in programma a breve. La speranza è che i ladri, se da un lato avvantaggiati dal silenzio del sistema d'allarme, evidentemente non ancora operativo a causa dei lavori, siano incappati in una delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nelle aziende vicine, lasciando tracce utili per individuare il prezioso e ingombrante carico. Forni e impastatrici che, ipotizza uno dei titolari, andranno a impastare e a cuocere pizze in qualche paese dell'est Europa, dal momento che nel mercato italiano risultano quasi impossibili da piazzare. Ancora cronaca dal veneziano, presi gli spacciatori dell'eroina gialla, c'è chi probabilmente in preda alla disperazione ne chiede addirittura il ritorno. Vediamo cos'è accaduto in Riviera Marco Polo a Mestre. A pochi giorni dal maxi blitz della polizia nelle zone calde di Mestre, in Riviera Marco Polo, poco distante da Piazzale Cialdini, c'è chi invoca il ritorno dell'eroina gialla, quella stessa eroina che ha portato nell'ultimo anno oltre 10 giovani alla morte. Rivogliamo la gialla, è scritto all'inizio della via, per terra, lasciando attoniti i passanti che leggono. È impensabile una cosa del genere, si ritorna indietro agli anni 90 e non è giusto che sia così. Tanta gioventù, tanti bambini piccoli, gioventù, voglio dire, sarebbe bene anche debedarlo questo fenomeno, secondo me. Ma se c'è chi, probabilmente in preda alla disperazione, chiede il ritorno dell'eroina letale, sempre che non si tratti di una bravata, basta fare qualche passo più avanti per trovare la pronta replica. Dopo pochi metri, qui in Riviera Marco Polo, si vede questa scritta: no eroina. Qualcuno poi passa e commenta: il blitz ora dovrebbero farlo qui, che sembra una zona tranquilla, ma potrebbe diventare la prossima meta di tossicodipendenti e spacciatori. La politica ora di Dei di Forza Italia contro il decreto dignità del governo Gazebo, con comizio informativo anche in centro a Treviso. Vediamo. È importante che manifestiamo questa giornata, perché credo che questa vada a penalizzare assolutamente le nostre imprese. Anche i giovani trevigiani di Forza Italia sono scesi in piazza oggi contro il decreto dignità proposto dal governo. Per gli azzurri una vera calamità per l'occupazione, soprattutto nelle piccole aziende, dove prima di assumere a tempo indeterminato si fanno i conti con clienti e commesse lavorative. Gli artigiani dicono, come dicono tutti gli imprenditori, che bisogna dare la possibilità, come fanno gli altri paesi europei, di fare impresa. Devi dare un shock fiscale, far sì che le imprese abbiano il lavoro, e non ha importanza la questione dei contratti, ma vedrai che saranno gli imprenditori che assumano al posto di uno anche 3 dipendenti. Dai banchi la maggioranza ribatte che nel decreto non c'è solo il lavoro, che comunque non può continuare ad essere precario. Che dopo 24 mesi un'azienda sappia perfettamente se quella persona è valida o se non è valida, quindi è un falso problema. Tra l'altro in Europa quasi tutti i paesi hanno al massimo 24 mesi come contratto a tempo determinato, la Francia addirittura ne ha 18 e le proroghe sono al massimo 3 in Francia, quindi siamo semplicemente in linea adesso con gli altri paesi. Diversa la visione di Forza Italia, per la quale più che limitare bisogna liberalizzare il lavoro, partendo da un ritorno ragionato dei voucher. Credo che sia assolutamente importante sia per il settore agricolo, per il settore turistico, ma anche per i piccoli artigiani, però in maniera seria, dando la possibilità a chi che usa di poterli usare velocemente e a chi ne usufruisce poterli usufruire in maniera corretta.
Ed ora la pagina della sanità, perché ci sono delle novità in arrivo per la sanità veneta, in particolare per quanto riguarda i medici di medicina generale, i medici di famiglia, insomma, che non saranno più solo professionisti privati che operano in convenzione, ma anche dipendenti diretti delle aziende sanitarie. Sentiamo. Una quota dei medici di base in Veneto sarà assunta direttamente dalle ULSS. Lo prevede il nuovo piano sociosanitario per gli anni dal 2019 al 2023, presentato alla quinta commissione del Consiglio regionale dall'assessore veneto alla sanità Luca Coletto. L'attuale carenza e scarsa disponibilità oraria dei medici di base, spiegano dalla maggioranza, è dovuta a 2 ragioni: le mancate sostituzioni per i pensionamenti e il fatto che chi subentra preferisce le aree metropolitane a quelle periferiche. Ora il servizio sanitario avrà la possibilità di assumerli in modo da coprire le zone meno servite e allungare gli orari di visita. Scrivere per la prima volta sul piano sociosanitario che si possono prevedere medici base assunti direttamente è una novità molto forte. Si cerca di, dopo la riforma che è avvenuta della sanità con la legge 19, si cerca di mettere in atto quello che è l'organizzazione del territorio del sistema sanitario. Sul futuro della sanità veneta, spiega il presidente della commissione regionale Fabrizio Boron, pesano soprattutto 2 grosse incognite, quella delle risorse e quella del blocco del turnover. Ci attendiamo che entrambe trovino una soluzione con l'arrivo dell'autonomia. Oggi la difficoltà maggiore è quella del blocco delle assunzioni. Sappiamo benissimo una legge del 2004 che ci impone la riduzione delle spese sul personale, che con l'autonomia viene sbloccata. A quel punto diciamo che il fabbisogno del personale medico e sanitario negli ospedali dovrà trovare giusta copertura. Lutto nel Vicentino, si è spento ieri all'età di 92 anni il conte Lodovico Valmarana, l'ultimo dell'antica e nobile famiglia per la quale Andrea Palladio costruì la rotonda. Sentiamo. È stato grazie al suo amore incontaminato per la bellezza e l'arte come perfezione delle forme che la rotonda, capolavoro indiscusso di Andrea Palladio, è letteralmente risorta a partire dal 1976, acquistata dalla sua famiglia, la nonna, e da lui restaurata per diventare poi patrimonio dell'UNESCO. La luce del conte Lodovico Valmarana, illuminato e grande mecenate, si è spenta ieri mattina nella sua casa di Venezia. È mancato a causa di una polmonite all'età di 92 anni. Acquistata la rotonda nel 1912, fu considerata e vissuta da Valmarana come una seconda casa. Iniziò ad essere aperta al pubblico a partire dagli anni 80. Per vederla arrivarono reali e artisti da tutto il mondo. Il cordoglio per la sua morte è arrivato anche dal sindaco Francesco Rucco, che in una nota ha scritto: grande amante della cultura e dell'arte, Valmarana ha saputo far rinascere la rotonda, capolavoro di Andrea Palladio, uno dei monumenti più rappresentativi della nostra città, che richiama turisti da tutto il mondo. Parliamo ora del Mose a Venezia. I cantieri fermi da mesi senza una data certa per la riapertura. Si aggiungono ora i dubbi sulla gestione commissariale del Mose, su cui il governo ha inviato una segnalazione alla Corte dei Conti, e a Venezia ci si domanda dunque se quest'opera verrà mai terminata davvero. Parte dei soldi stanziati dal governo per far avanzare i lavori del Mose sono stati utilizzati invece dai commissari per pagare i debiti pregressi con le imprese. 37 milioni relativi alla gestione commissariale, successiva all'inchiesta giudiziaria che aveva decapitato i vertici del Consorzio Venezia Nuova, sono stati messi a bilancio come costi di struttura, anziché essere spesi per far proseguire i cantieri. L'episodio è emerso dalla risposta del sottosegretario alle infrastrutture Michele Dell'Orco all'interrogazione presentata dal deputato PD Nicola Pellicani. Il governo ha inviato una segnalazione alla Corte dei Conti, ma ora il timore è che i lavori, fermi da ormai più di 6 mesi, subiscano ulteriori rallentamenti. Il ricorso alla Corte dei Conti va benissimo, perché bisogna garantire trasparenza innanzitutto, però ricordiamo che il Consorzio è commissariato da 4 anni, quindi tutto è sotto controllo, sotto la lente di ingrandimento dell'ANAC, di tutti i soggetti interessati a controllare. Non vorrei che questo fosse un modo per buttare la palla avanti e per tenere ancora i cantieri fermi. Ulteriori ritardi nel completamento dell'opera, fa presente Pellicani, rischiano di innescare un circolo vizioso, provocando nuovi aumenti dei costi. Significa anche compromettere le opere già realizzate, che come sappiamo sono in gran parte anche già ammalorate, fessurazioni sui cassoni, incrostazioni,
e sono deteriorate perché non sono oggetto di manutenzione. Nella mia interrogazione, ricorda il Democratico, chiedevo lumi sulla data di ripresa dei lavori e sul rispetto o meno del cronoprogramma che attualmente fissa il termine dell'opera al 2021, ma su questo non ho ricevuto alcuna garanzia. Il governo ha il dovere di evitare che il Mose si trasformi nella più grande incompiuta d'Europa. Il Mose è già costato ai cittadini 5 miliardi e mezzo. I soldi per concludere i lavori ci sono, siamo giunti al 93% dell'opera, sarebbe davvero assurdo fermarsi adesso, bisogna chiudere i lavori nei tempi stabiliti e fare in modo che il Mose funzioni. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Proseguiamo tornando nel Bellunese per parlare di occhialeria. Il distretto del Bellunese, il principale in Italia, punta sui giovani talenti e la formazione. Sentiamo. Investire in formazione, investire nei nuovi talenti, nei manager di domani, guardare al futuro per il distretto dell'Occhiale del Bellunese è anche e soprattutto questo. E a Longarone hanno concluso il loro percorso i corsisti del terzo biennio di formazione dell'Academy in Design e Tecnica dell'Occhiale, opportunità offerta tanto ai giovani quanto alle imprese da Certottica, l'Istituto Italiano di Certificazione dei Prodotti Ottici. Si tratta di un percorso di alta formazione post maturità che va a diplomare dei tecnici dell'occhiale, esperti in prototipazione, design, degli uomini e delle donne che possono essere inseriti nelle aziende dell'occhialeria e dell'indotto e che possono occuparsi di un range vastissimo di attività. I ragazzi, dopo aver frequentato 2000 ore di formazione laboratoriale ed esperienze di tirocinio aziendale, imparano a gestire una collezione di occhiali, dalla sua ideazione fino alla realizzazione, passando per la progettazione tecnica, la progettazione grafica, il tutto accompagnato poi da una profonda conoscenza dei materiali, dei colori, delle tendenze moda, degli aspetti stilistici, ecco, imparano insomma a governare tutto il processo di ideazione e realizzazione di una collezione di occhiali. Un settore in continua evoluzione. Nel distretto dell'Occhiale di Belluno sono 12.000 gli addetti, la stragrande maggioranza dei 18.000 che si contano a livello nazionale. Qui vede la luce l'80% dell'intera produzione italiana. Un distretto che quindi sta contribuendo enormemente alla crescita di questo comparto a livello mondiale e che quindi si trova ad affrontare nuove sfide. Parliamo di internazionalizzazione, parliamo di industria 4.0 e quindi di prototipazione, progettazione 3D, che sono sfide che noi abbiamo deciso di accogliere all'interno dei nostri percorsi. Con oggi diplomiamo il terzo biennio dell'Academy dell'Occhiale, abbiamo un quarto biennio in corso, quindi i ragazzi che hanno frequentato il primo anno ricominceranno a settembre il loro secondo anno e poi abbiamo una nuova edizione che invece partirà a fine ottobre. Sui Colli Euganei ora ad Arqua Petrarca, dove fervono i preparativi per i calici di stelle che si terranno a metà agosto, una manifestazione che la città natale del Petrarca si è aggiudicata per 3 edizioni consecutive. Sentiamo. Non doveva essere itinerante Calici di Stelle? Sì, doveva essere itinerante, ma è andata così bene l'anno scorso, è piaciuta così tanto sia agli arquatesi che soprattutto al pubblico, che d'accordo con tutte e 5 le città del Vino Euganeo abbiamo deciso per 3 anni, quindi questo ancora il prossimo, di svolgerla qui ad Arqua Petrarca. Squadra che vince non si cambia, in questo caso la squadra è tutta la città di Arqua Petrarca, storica perla dei Colli Euganei. E tra queste vie del borgo, dedicato al poeta aretino che qui volle concludere i suoi giorni 664 anni fa, a metà agosto si rinnoveranno i Calici di Stelle, che l'anno scorso hanno visto transitare oltre 12.000 fra turisti e visitatori in una sorta di caccia al tesoro fatta di prodotti tipici di questo territorio. Un successo raggiunto da una somma di fattori. La differenza l'ha fatta tante cose. Innanzitutto essere un paese molto bello, molto accogliente, con tante entrate, quindi una logistica estremamente semplificata, allenatissimo a eventi numerosi,
una città del vino che tra l'altro è forse la più storica che abbiamo nell'ambito dei Colli Euganei. Incarico rinnovato quindi da parte delle altre città del vino euganee, che significa la responsabilità non solo di bissare il successo dell'anno scorso, ma di fare di tutto per superarlo. Ecco perché del susseguirsi ad Arquà delle riunioni degli organizzatori che hanno già stabilito come il 2018 sarà l'anno dei vini biologici, ma anche di quelli vulcanici, dal sapore unico proprio in relazione al terreno di coltivazione. Dal 10 al 12 agosto quindi il borgo sarà un susseguirsi di assaggi e degustazioni alla ricerca del sapore perduto, per arrivare all'ultima serata dove da questo piazzale, dalla visuale unica verso il cielo della notte di San Lorenzo, ci si potrà emozionare con lo spettacolo delle stelle cadenti. Il tutto con un'organizzazione che punta al massimo della comodità. Abbiamo principalmente parlato di logistica e di viabilità, proprio per implementare l'efficienza rispetto allo scorso anno, per migliorare il servizio, aumentando il numero del personale a disposizione e dei posti auto. Quindi stiamo veramente cercando di fare il possibile per offrirvi il meglio come amministrazione comunale, per poter godere il borgo e la festa nel migliore dei modi. Ed era questo l'ultimo servizio per oggi, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura al nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una domenica instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 22 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio il tempo peggiorerà con qualche temporale che dai monti potrà sconfinare fin verso le pianure e potrà essere localmente anche di moderata intensità durante la nottata. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile con ampio soleggiamento, specie al mattino. Poi col passare delle ore peggiorerà con rovesci sparsi ma frequenti un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Al mattino qualche pioggia solamente sui confini alpini, ampio soleggiamento invece altrove, col passare delle ore acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi circa. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.